Euroregioni News. Porte aperte al Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia. Un weekend di grandi eventi a Basiliano con esposizioni, test e conferenze per aziende agricole e appassionati di giardinaggio. Con Elsa Abigai, direttore del Consorzio Agrario Friuli Venezia Giulia, Franco Scolari, direttore generale del Polo Tecnologico di Pordenone e il presidente Dario Ermacora. Abbiamo aperto le porte del Consorzio Agrario per presentare a tutti i nostri clienti e anche non clienti, agricoltori e cittadini la nostra azienda. 2 giorni baciati dal sole pare per presentare tutti i nostri servizi, dalla meccanizzazione che troviamo ampiamente rappresentata, ma anche all'interno del nostro padiglione espositivo ci sono tutti gli altri servizi tipicamente agricoli, la mangimistica, i mezzi tecnici, la viticoltura, l'impiantistica, ma anche una vasta scelta di tutto ciò che serve per il giardinaggio sia hobbistico che professionale. E poi abbiamo anche 2 isole dove presentiamo le tematiche dell'alimentare che attiene al Consorzio Agrario, quindi i prodotti della latteria di Venzone, i prodotti della cantina di San Giorgio, e all'esterno abbiamo anche la possibilità di fare dei test drive e anche per i più piccoli abbiamo 2 cavalli che potrebbero essere una vicinanza, un'amicizia diversa. In questo fine settimana ci sono anche 2 convegni, uno sull'agricoltura di precisione e tutte le forme di investimento e anche agevolazioni proprio per innovare nell'ottica dell'automazione, della tecnologia, il parco delle attrezzature in azienda. E poi un altro molto significativo credo sull'acqua, l'uso della risorsa intelligente, efficace, con risparmio e anche con le più moderne tecnologie proprio per fare impianti di irrigazione, ma anche per portare la nutrizione in maniera specifica alle coltivazioni specializzate. Credo 2 appuntamenti importanti che celebrano però anche un anniversario importante, i 100 anni di storia del Consorzio Agrario che cadono proprio nel 2019. Per quanto riguarda le attrezzature, visto che c'è una grande sensibilità sia degli agricoltori ma anche dei cittadini per l'utilizzo dei presidi fitosanitari, ci sono tutte delle attrezzature che mirano proprio a recuperare, a essere più efficaci, quindi distribuire sostanzialmente meno prodotti possibili, quindi questo è importante per i risparmi ma anche per un impatto ambientale. Poi dico un'altra curiosità invece per chi ha il giardino, tutti amiamo avere il giardino, però magari non abbiamo tanto tempo per poter tagliare l'erba, allora ci sono dei comodi robottini che in maniera telecomandata ci garantiscono un tappeto sempreverde. Poi abbiamo delle novità per quanto riguarda gli agricoltori, presentiamo delle filiere per quanto riguarda i cereali che magari possono già avere un prezzo definito oggi prima della campagna, crediamo interessanti, quindi ci sono degli spunti diversi per accontentare un po' tutti. Non è riservato solo ai soci, naturalmente possiamo accogliere tutti perché la nostra attività proprio è libera, non è necessario essere soci, quindi anche naturalmente i clienti sia professionali ma anche cittadini. Facciamo tra l'altro molti corsi di potatura, dai fiori ai frutteti, riunioni di informazione durante tutto l'anno per poter essere oltre che venditori di servizi e mezzi tecnici anche fare informazione. Il Polo si occupa di nuove tecnologie, si occupa di Industry 4.0, ma si occupa di trasferire le opportunità mai facili come oggi da utilizzare dall'impresa, dalla manifattura anche in agricoltura. Abbiamo fatto delle esperienze in tal senso, si può lavorare meglio, si può avere maggior produttività, si può essere pronti a intemperie, a previsioni assolutamente accurate. L'agricoltura è un valore portante economico della nostra nazione, se gestita in modo moderno, efficiente e tecnologico il futuro e la competitività è garantita. L'agricoltura di precisione, di cui noi ci occupiamo con dei partner che hanno anche macchine qua presenti, permette di dosare in modo oculato, micrometrico, sia concime che fertilizzanti che ogni tipo di chimica. Naturalmente questo tipo di ottimizzazione evita l'inquinamento, ci occupiamo di agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale, abbiamo collegamenti con le migliori università europee, mi riferisco a Wageningen in Olanda con cui abbiamo vinto dei progetti europei
europei. Non ci fermiamo naturalmente all'Europa, perché in Israele in termini di agricoltura di precisione e di tecnologia c'è qualche cosa da imparare. Noi abbiamo della conoscenza, abbiamo del know-how. Una cosa di cui io parlerò, perché mi sembra un'opportunità assolutamente tangibile, sono le agevolazioni fiscali Industry 4.0, che permettono a chi prende una macchina intelligente, per esempio una John Deere, per esempio una Gaspardo, che sono qui esposte, se la interconnette, di avere, lo sottolineo, prestate attenzione, uno sconto fiscale del 40%. Prende una macchina da €500.000 e non manda a Roma 200.000 euro. Se ve li tenete in tasca, io non credo che li rubiate, amici che volete l'agricoltura, penso che li reinvestirete. È una legge nazionale che promuove le tecnologie in ogni processo produttivo, quindi agricoltura tecnologica è il servizio che noi forniamo. Per quanto riguarda il futuro di questa grande azienda, perché insomma è un'azienda che ha 140 milioni quasi di fatturato con 230 dipendenti, è un'azienda che ha anche una grossa responsabilità oltre che avere una grossa dimensione, e se vogliamo parlare di futuro di questa realtà, la sfida dei prossimi anni, oltre a quella di continuare a dare servizi qualificati al comparto agricolo, quindi al mondo agricolo, noi contiamo anche di essere una parte attiva nella valorizzazione del prodotto, che quella potrebbe essere la vera sfida, anche la più difficile, diciamo, e che non fa parte della tradizione dei consorzi agrari. Però c'è da dire che c'è un progetto di carattere nazionale che ha come obiettivo la valorizzazione appunto dei prodotti, i primi progetti passano attraverso i cereali, la coltivazione dei cereali, e quindi con la tracciabilità, con l'etichettatura, con la garanzia dell'origine dovrebbero entrare nella filiera delle produzioni agroalimentari di questo paese, e quindi contribuire diciamo sia all'economia ma anche a proporre dei cibi che offrono garanzie di sicurezza alimentare e anche qualitative, diciamo, più importanti che in passato. Quindi questa è, se vogliamo, la sfida futura che ci aspetta. Io credo che l'agricoltura sarà costretta a cambiare, ma non perché perché per una scelta tanto personale, quanto per una scelta quasi obbligata. Alcune coltivazioni ormai in realtà, come le nostre, in areali come quelli dell'Italia in genere, ma se vogliamo anche del nord-est dell'Italia, rischiano di essere superate sia per ragioni economiche, prima di tutto per ragioni economiche, ma anche per ragioni ambientali, perché ormai alcune coltivazioni, i costi di produzione dal punto di vista economico e ambientale, quindi utilizzo dell'acqua, utilizzo dei concimi, non sempre hanno quella sostenibilità che in passato magari riuscivamo a trovare. Pertanto va un po' ripensata, in funzione appunto della marginalità, in funzione anche di quello che è l'andamento diciamo dell'agroalimentare di questo paese, perché sempre di più l'agricoltura, credo, se vuole avere un futuro, dovrà passare attraverso la produzione del cosiddetto food, o comunque nella catena alimentare che possa portare alla produzione del cibo, quindi il valore più pregiato dell'attività agricola. Le cosiddette commodity, io credo purtroppo, dispiace dirlo, che avranno sempre di più qualche difficoltà, perché dobbiamo competere con aree di questo mondo molto fertili, molto estese, con costi di lavorazione e produzione decisamente più bassi, quindi reggere una competizione di questo tipo sarà estremamente difficile. La biodiversità, che è il punto di forza di questo paese, può rappresentare veramente un futuro diverso per la nostra agricoltura. Da Basigliano Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.